È stata proprio la signora dopo la caduta a riuscire comunque, anche con freddezza direi, a chiamare i primi soccorsi insomma, ecco. Poi ovviamente, l'aereo si è visto cadere anche dalle abitazioni comunque vicine, quindi poi insomma c'è stato anche un po', come posso dire, una catena. Nonostante la paura e le ferite a gambe e costato, con le ultime forze è stata proprio la donna 55enne che era con l'imprenditore 60enne Nicola Baso nell'ultraleggero precipitato a Campolongo Maggiore a chiamare i soccorsi, giunti sul posto poco dopo. Per Baso non c'è stato nulla da fare, lei invece è stata trasferita in eliambulanza nell'ospedale di Padova, rimanendo sempre cosciente. Ha anche riferito che prima della caduta Baso avrebbe imprecato ad alta voce che stava accadendo qualcosa. Poi lo schianto. Questo è il punto su cui l'ultraleggero pilotato da Nicola Baso è precipitato, in questo campo di soia dove si vedono ancora le piante pressate a terra a pochi centinaia di metri dalla scuola di volo. Nei prossimi giorni l'ultraleggero, ora posto sotto sequestro, sarà oggetto di un'ispezione da parte di tecnici specializzati che dovranno chiarire i motivi e le modalità dell'incidente. A disposizione della magistratura anche il corpo di Baso che 3 ore dopo l'incidente è stato rimosso dalla cabina di pilotaggio e portato all'obitorio dell'ospedale padovano di Piove di Sacco. L'imprenditore padovano sessantenne viene definito da tutti un pilota esperto con alle spalle migliaia di ore di volo. Ha tentato insomma un disperato atterraggio di emergenza, direi anche altruistico perché ha sfiorato di poche centinaia di metri il centro abitato, insomma, quindi è anche atterrato in piena campagna. Quindi credo sia giusto anche sottolineare il fatto della bravura e comunque dell'impegno del pilota. Credo vada riconosciuto anche questo merito alla persona defunta. Naturalmente rivolgiamo a tutti i cari del defunto le nostre condoglianze e auguriamo naturalmente alla persona, alla signora coinvolta e ferita, una pronta guarigione. Quello di domenica è il terzo incidente di volo in quella che ormai viene definita da molti un'area maledetta. Non è la prima volta nel nostro territorio, ma per il fatto insomma, che da tantissimi anni ospitiamo un campo volo insomma, nel nostro territorio, ecco, quindi purtroppo succedono anche questi fatti, sono centinaia insomma, comunque poi gli aerei, i voli che partono in tutti i weekend dal campo volo, quindi mi sento anche di sottolineare il fatto, ho letto magari che qualcuno dice la zona è maledetta, diciamo che a livello statistico fortunatamente sono sporadici questi casi, ecco, rispetto alla mole insomma, di attività che ha il campo volo e che vede appassionati un po' insomma, da tutto il Veneto e anche da altre regioni. Non si esclude il guasto tecnico, ma al vaglio anche l'ipotesi che il velivolo fosse rimasto senza carburante. Sembra infatti che nella giornata di ieri avesse volato a lungo, ma saranno solo i periti a stabilire cosa sia accaduto realmente.